Iniziamo con l'appello, grazie. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco. Sarto Marco. Montisano Vera. Perissinotto Nicola. Zia Paolo. Canta Elisa. Di Vece Daniela. Trevisan Elisa. Bravin Rachele, assente giustificata. Finotto Alberto. Guglielmini Pierino. Battistuta Diego. Tamassia Evaristo. Marchesan Rocco. Buoso Arianna. Assente. È il misto? Boato Giuseppe, assente giustificato. Miollo Carlo. Baso, Nino Antonio. Sono anche presenti gli assessori esterni Antelmo Luca, Berardo Giampietro, Doretto Catiuscia, Munerotto Mattia. Scrutatori, nominiamo il capogruppo Marchesan, il consigliere Baso e la consigliera Di Vece. Grazie. Iniziamo col punto 1 all'ordine del giorno, approvazione verbali seduta precedente. Visti i verbali delle sedute del Consiglio Comunale comprendenti le deliberazioni dalla numero 34 alla 51 del 29 giugno 2023, dato atto che il deposito dei verbali è avvenuto nei termini, ritenuti gli atti meritevoli di approvazione e visto il parere favorevole di regolarità tecnica, si chiede di deliberare e di approvare i verbali indicati. Votazioni, voti favorevoli? Approvata. Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno, rettifica deliberazione di Consiglio Comunale numero 93 del 29/12/2022, avente ad oggetto affidamento in ausa a favore dell'azienda speciale Don Moschetta. Relaziona l'assessore Berardo. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Da un controllo effettuato sugli atti sopraindicati, congiuntamente all'azienda Don Moschetta, è emerso che nella delibera del Consiglio Comunale numero 93 del 2022 è stata erroneamente indicata la ripartizione del corrispettivo cosiddetto aggio a favore dell'azienda speciale, riportando la quota del 20% non a favore dell'azienda, bensì a favore del Comune. Verificato invece che correttamente nella determinazione dirigenziale di impegno di spesa numero 52 del 2023 la percentuale di aggio a favore dell'azienda è riportata al punto 4 come pari all'aliquota del 20%, come si deduce peraltro dal conseguente impegno di spesa assunto. Quindi il testo errato è di dare atto che l'azienda speciale Don Moschetta corrisponderà al Comune di Caorle un aggio pari al 20%, da applicare agli incassi effettivamente riscossi dai parcheggi come sopra individuato. Il testo corretto è invece di dare atto che il Comune di Caorle corrisponderà all'azienda speciale Don Moschetta un aggio pari al 20% da applicare agli incassi effettivamente riscossi dai parcheggi come sopra individuati. Nei rispettivi bilanci le spese e le entrate stanziate corrispondono alla versione corretta, ossia al testo rettificato con la presente delibera. Grazie Presidente. Se ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto appena esposto, parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Anche noi, anch'io, sono da solo. Voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Anche noi esprimiamo voto favorevole. Se passiamo alla votazione, voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche di immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Punto numero 3. Approvazione e convenzione ai sensi dell'articolo 28 bis del DPR 380/01 in applicazione dell'articolo 11,2 della legge regionale 14 del 2019 per l'intervento di ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e ampliamento di un edificio in Viale Marconi. Relaziona il consigliere Tamassia. Grazie Presidente, buongiorno.
Dato atto che le ditta Hotel Nettuno e Malocco Emilia Filadelfia e CSNC e la signora Sartoricia, quali comproprietari del fabbricato sito in Caorle e Viale Marconi 13, hanno presentato domanda di permesso di costruire convenzionato per l'esecuzione di un intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di ampliamento ai sensi della legge Veneto 2050. Trattandosi di un intervento che comporta la realizzazione di un edificio con volume superiore ai 2.000 m3, l'intervento è subordinato al rilascio del permesso di costruire convenzionato. Dato atto che relativamente all'obbligo di realizzare opere di urbanizzazione conseguenti all'incremento di volume da destinare a parcheggio verde, risulta più funzionale l'intero intervento procedere alla monetizzazione degli standard, dato atto che è stato determinato tale importo in euro 8.320 per standard a verde e 6.398,5 per standard a parcheggio per un totale di 14.726,50, si chiede di deliberare di prendere atto della domanda di permesso di costruire convenzionato appena esposto, di dare atto che relativamente all'obbligo di realizzare opere di urbanizzazione destinate al parcheggio verde si procede alla loro monetizzazione nell'importo appena indicato e di approvare l'allegato schema di convenzione. Grazie. Se ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Grazie. Capogruppo Marchesan, prego. Grazie Presidente, parere favorevole. Capogruppo Miollo. Parere favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli. Unanimità. Passiamo al punto 4, direttiva del 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo all'approvazione del nuovo regolamento del Gruppo Comunale Volontariato Protezione Civile. Relazione al Sindaco. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con direttiva del 22 dicembre 2022 ha approvato uno schema tipo per la costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, stabilendo la necessità per i gruppi già costituiti di adeguare il proprio regolamento allo schema tipo approvato al fine di non essere cancellati dal registro nazionale del terzo settore, al registro unico. L'Assemblea dei coordinatori dei gruppi comunali costituenti il Servizio Intercomunale di Protezione Civile del Portogarese ha esaminato nella riunione dell'8 agosto 2023 lo schema tipo di regolamento, suggerendo alcune modifiche da adottare da parte dei comuni aderenti al distretto al fine di armonizzare i contenuti dei regolamenti in adozione, suggerendo alcune modifiche naturalmente al gruppo stesso, allo schema che era stato proposto dal Ministero, delle modifiche anche di lieve entità. Appare pertanto opportuno e necessario adeguare il vigente regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, approvato con la citata deliberazione comunale del Commissario straordinario, cioè la numero 19 del 2016, allo schema tipo approvato, inserendo anche le modifiche, come dicevo prima, approvate dall'Assemblea dei coordinatori del gruppo, così da armonizzare il testo dell'adozione tra i comuni aderenti al servizio intercomunale del Portogarese. Sono state, come dicevo, apportate alcune modifiche allo schema tipo al fine di migliorare le procedure di convocazione e di svolgimento dell'assemblea dei volontari, nonché prevedere la possibilità con strumenti normativi più snelli, come previsto dal nuovo codice, da parte del responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile di individuare ulteriori figure di supporto al coordinatore. Sostanzialmente si tratta di adottare il nuovo modello suggerito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenendo conto di quegli aggiustamenti che l'Assemblea di coordinamento del Portogarese ha suggerito. Interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alla dichiarazione di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Presidente, anch'io esprimo voto favorevole. Prego, Capogruppo Miollo. Grazie, voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 5. Affidamento in house a favore dell'azienda speciale Don Moschetta del servizio per la linea di investimento del PNRR necessario per rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire dimissione assistita precoce e prevenire ricovero in ospedale. Relaziona l'assessore Doretto.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, prima di deliberare volevo dare delle indicazioni per quanto riguarda questa linea di investimento. Allora, l'obiettivo del Ministero è quello di garantire in tutto il territorio nazionale le dimissioni protette, che è comunque un livello essenziale delle prestazioni sociali, come disciplinato dal Piano Nazionale degli Interventi dei Servizi Sociali 2021-23. Questo livello essenziale è già garantito dai comuni tramite il servizio di assistenza domiciliare. Per tale motivo l'obiettivo di questo livello di investimento del PNR è quello di rafforzare la dimissione protetta proponendo questo progetto che tratta la dimissione protetta a domicilio da ospedale o da un'altra struttura intermedia attraverso l'attivazione immediata di un servizio di assistenza domiciliare garantita da un'equipe composta da OSS e coordinati da un assistente sociale che viene individuato con il PNR. All'interno del progetto è prevista anche la formazione degli operatori e delle professionalità coinvolti in tali attività, nonché la stesura di un protocollo operativo. L'equipe garantirà 50 ore a persona delle seguenti attività: cura della persona, trasporto sociale, segretariato sociale, attività di informazione, consulenza e supporto. I tempi di modalità e di erogazione delle assistenze sono definite dal progetto assistenziale individualizzato. I destinatari di questo progetto, che durerà 3 anni, saranno 122 persone non autosufficienti e 3 senza fissa dimora, e il costo è sostenuto interamente dai fondi del PNR fino a marzo 2026. Tale protocollo si estende a tutti i 21 comuni afferenti all'ambito del Veneto orientale. I punti di forza di questo progetto sono il coinvolgimento attivo dei soggetti provenienti sia dall'ASL che dei comuni e gli obiettivi di ridurre i ricoveri impropri e quindi di ridurre l'istituzionalizzazione. Allora, il protocollo è già stato presentato anche in conferenza dei sindaci e adesso si tratterà comunque di andare avanti con questo progetto. L'individuazione comunque dell'azienda Domoschetta è derivata proprio dall'impostazione organizzativa e gestionale dell'azienda speciale e l'affidabilità e la competenza che ha dimostrato a livello proprio del servizio domiciliare. Per questo si chiede di deliberare procedendo con l'affidamento in house a favore dell'azienda speciale Domoschetta per le motivazioni di cui è la relazione istruttoria redatta dal dirigente dei servizi alla persona e si chiede di deliberare l'allegato A e lo schema di accordo di collaborazione, l'allegato B, e di demanare al dirigente o sostituto la redazione dei seguenti atti in affidamento in house a favore dell'azienda speciale Domoschetta. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto, parere favorevole. Grazie. Prego, capogruppo Marchesani. Anch'io voto favorevole. Capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Punto 6. Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 159 del 20 luglio 2023, avente ad oggetto variazione d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale al bilancio di previsione finanziario 2023-25. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente, buonasera a tutti. In data 20 luglio 2023, con delibera numero 159, la Giunta ha portato in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione 2023-2025, resesi necessarie per far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa. L'urgenza deriva dalla necessità di incrementare la spesa relativa al progetto di riqualificazione energetica dell'edificio sito in via del Rombo numero 3 di euro 59.500. E dal fatto che i lavori devono essere consegnati entro il 15 settembre 2023, pena decadenza del contributo statale. Tenendo conto che nel bilancio di previsione erano previsti euro 90.000, si arriva ad una spesa totale di euro 149.500 per la realizzazione dei lavori. Inoltre, essendo l'intervento cofinanziato da fondi PNRR, si è proceduto alla riparametrazione dei capitoli, in base a quanto previsto dalla vigente normativa. Grazie. Ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesani. Anch'io esprimo voto favorevole. Capogruppo Miollo. Voto favorevole.
Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Punto 7 all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, in relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. La variazione di bilancio ammonta a complessivi euro 458.478,60. Prevede l'utilizzo di euro 118.000 di avanzo disponibile applicato alle spese in conto capitale e di euro 65.800 di avanzo vincolato per spese in conto capitale. Ammontano ad euro 39.786 i trasferimenti correnti da amministrazioni locali, ad euro 105.514 i proventi dalla gestione di beni e ad euro 30.000 rimborsi in entrata, ad euro 10.600 le entrate da vendita ed erogazione di servizi e ad euro 88.653,60 i contributi agli investimenti. Tra i contributi si evidenziano euro 84.725,20 derivanti dal progetto finanziato a valere sul programma di cooperazione territoriale via Italia-Slovenia 2021-2027, il quale si pone l'obiettivo di migliorare la gestione dei siti protetti del Nord Adriatico. Le attività previste dal progetto a Caorle sono il posizionamento di stazioni di acquisizione del dato di temperatura al fondo, punti di monitoraggio presso l'oasi marina di Caorle, posizionamento di collettori larvali per Pinna nobilis, sviluppo di una procedura condivisa per l'impianto di organismi giovanili di Pinna nobilis e la realizzazione di un canale YouTube. Vi sono inoltre manovre compensative che interessano variazioni tra capitoli di spesa. Con questa variazione si stanziano euro 80.000 per la sistemazione dell'edificio della Polizia Municipale, euro 8.000 per l'acquisto di attrezzature per le scuole materne ed euro 25.000 come contributo per l'acquisto di arredi ed attrezzature per l'Istituto Comprensivo Statale. Vengono destinati euro 10.350 alla promozione del libro della cultura, euro 65.800 alla restituzione di oneri di urbanizzazione, euro 16.000 al servizio di trasporto locale urbano, euro 35.000 per le spese, gare di appalti e contratti ed euro 10.000 per spese di funzionamento centrale unica di committenza. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo al punto esposto, parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Io esprimo parere contrario. Prego, capogruppo Miollo. Noi esprimiamo un parere di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo alla votazione sull'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? No. Punto 8 all'ordine del giorno. Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2022. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Entro il 30 settembre dell'anno successivo, l'ente locale ha l'obbligo di approvare il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e dalla relazione dell'organo di revisione. Il bilancio consolidato è un documento contabile consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo amministrazione pubblica, dopo un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti solo all'interno del gruppo, in modo tale che includa solamente le operazioni che i componenti rientranti nel consolidamento hanno effettuato con i terzi. Permette di ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di enti e società che fanno capo ad un'amministrazione pubblica. Il documento viene redatto dall'ente capogruppo. Con delibera di giunta numero 97 del 4 maggio 2023 sono stati individuati gli enti e le società partecipate che costituiscono il gruppo amministrazione pubblica, mentre con la delibera di giunta numero 181 del 3 agosto 2023 è stato individuato il perimetro di consolidamento
e cioè gli enti e le società partecipate da inserire nel bilancio consolidato del Comune di Caorle, che sono l'Azienda Speciale Don Moschetta, la Fondazione Caorle Città dello Sport, LTA SPA, ASVO SPA, Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e Veritas SPA. Il totale attivo ammonta ad euro 137.534.751,34. Il patrimonio netto di gruppo è pari ad euro 65.045.635,83, mentre il risultato dell'esercizio è pari ad euro 467.345,80. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, io esprimo parere contrario. Prego, Capogruppo Miollo. Anche noi vi esprimiamo parere contrario. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Voti contrari? Benissimo, approvata. Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno, per cui la seduta è chiusa, ma volevo approfittare di questo momento, a nome di tutti i consiglieri comunali, e fare le congratulazioni alla consigliera Buoso per l'arrivo, per la nascita del figlioletto. Grazie a tutti, ancora e buona serata.